potete vedere è un suono continuo, non ha note, cioè una singola nota, dove poi le altre due canne vanno a appoggiarsi, a intonarsi su Sudumbu, così viene chiamato in sardo. Legata a Sudumbu c'è Samancosa Manna. Samancosa Manna, come potete vedere, ha 5 fori, di cui 4 vengono tappati usati dalle dita, e l'ultimo, che viene chiamato Sarrafino, è una sorta di registro dello strumento. Questo Samancosa e Sudumbu assieme formano Sallova o Crova, che è l'accompagnamento musicale delle launeddas. La più piccola, la mancosetta, è la solista dello strumento, cioè la parte che fa la melodia dello strumento. Chi pensa alle launeddas pensa a un solo tipo di launeddas, ma effettivamente esistono 9, anche 10 tipi di launeddas. Io, se avete potuto notare, ho chiesto ai ragazzi cambiate strumento perché devono fare altri brani. Le launeddas sono considerate da noi concertos o concerti di launeddas. Ogni launeddas ha una scala musicale diversa, vengono definite anticamente con dei nomi per distinguere le scale. Il primo strumento consueto era un punto d'organo, adesso sentirete il punto d'organo mischiato col fiorasso e mediana pipia. Forse per voi è arabo, ma sono proprio le tipologie di strumenti che vengono definite per definire le scale musicali. E un bravo suonatore deve essere capace a suonarle tutte. Ogni strumento ha un suo repertorio, quindi la parte religiosa, la parte del ballo è diverso rispetto all'altro, quindi uno studio veramente lungo di anni e per questo è considerato uno strumento complesso. La parte più fondamentale, il cuore dello strumento è l'ancia, questa piccola cannellina uscita da okay? Questo è il cuore dello strumento, da dove esce la melodia. È un'ancia battente che viene fatta una piccola linguettina, vedete? Questa linguettina nel soffiare vibra e crea il suono. Tutte e tre le ance, altra parte molto più difficile, devono andare all'interno della bocca. Quindi tutta l'ancia deve entrare dentro, non deve entrare la punta. La bocca deve imboccare tutta l'ancia. Quindi è un'operazione abbastanza difficile all'inizio, anche perché è un po' strano con la bocca, e soprattutto i bambini più piccoli che ancora devono sviluppare fisicamente, ma soprattutto l'apparato interno, utilizziamo delle ance un pochino più piccole per man mano poi farli adattare. Per la cordatura dello strumento, non so se lo vedete, qui c'è questa palla che vedete è cera vergine lapi. La cera vergine lapi ci serve per intonare lo strumento. Questo è uno strumento tagliato in sol. Per raggiungere il sol io devo mettere o levare la cera, un po' come diceva quello, togliere e mettere la cera in quel film famoso. Quindi si dosa la cera a seconda della tonalità. Se io devo abbassare lo strumento metto più cera, se devo alzare lo strumento levo la cera e si trova poi l'accordo. È difficile, l'ho fatto velocemente, ci vorrebbe più tempo per spiegare lo strumento nei dettagli, poi spiegheremo magari anche la parte della costruzione che è fondamentale, il momento di tagliare la canna, come viene seccata, la lavorazione. Cerchiamo un pochino di fare un viaggio veloce per farvi conoscere la media. Cambiamo strumento, il primo che avete sentito era in sol come intonazione, adesso abbiamo preso il si bemolle e faremo altri due brani religiosi. La processione, che è processione che intendiamo zona del Cagliaritano, la prima avete sentito, quella del Topore e Sagrava Rissa, la processione di zona. Adesso facciamo sentire questa processione utilizzata un po' da tutti i suonatori a partire dal Cagliaritano fino ad arrivare al Stato.